È la Sardegna degli anni 50. L'isola si lascia alle spalle le ferite della guerra e insegue la rinascita. La voglia di cambiare è tanta, anche quella di conoscere. L'istruzione è una via obbligata. Una maestosa biblioteca custodisce 1000 tesori. Nell'ultimo libro di Mariangela Sedda, Nel vuoto arioso del mondo, si inseguono belle storie di libri e di letture, come quella della signora Adele che nella sua sartoria legge i promessi sposi alle ragazze che imparano il mestiere. Tanti personaggi cercano uno spazio dove poter sognare. Forse quel posto esiste veramente e profuma d'inchiostro. Edizioni Maestrale. La vita tranquilla in un palazzo, vicino al Duomo di Monteselva, viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo di una nuova inquilina. È sarda, si chiama Elisa. In Malanima mia di Giovanna Mulas e Patrizio Pacioni accadono incidenti strani, disgrazie. Tanti misteri si sommano. Chi sarà mai la giovane Elisa? Una strega? Elisa Sajjana, donna dalla bellezza pura ma malefica. Sullo sfondo tanta Sardegna, i sugheri della Gallura, le cime del Gennargentu. Edizioni Nerella. Est Antigoriu di Claudia Zedda è un viaggio tra streghe e Cabadoras, feste mai dimenticate e misteri suggestivi, nuraghi e castelli, leggende e santi guerrieri, sacro e profano, animas bonas e animas malas. Un itinerario magico nel cuore della Sardegna più antica. Davide Zedda, editore.